Ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni, un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Ma dove sei? Sono arrivato. Ma cos'hai? Sei emozionato? Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei emoziona la voce. In che senso? Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro. Se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate. Poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro a un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. Poi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Pienamente noi. Pienamente noi. Secondo te avrà capito? Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due. Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson. Sarebbe stato troppo.
Buonasera e benvenuti in casa Peretti, buonasera Luciano Bianchini. Ciao Enrico, ciao a tutti. Buonasera amici a casa, 348 80 40 254 è il numero per entrare qui in diretta televisiva, ma scritto la regia, abbiamo avuto un po' di problemi all'inizio. Vabbè dai, non importa, andiamo avanti con la trasmissione, anche perché questa sera non ci sarà soltanto musica in casa Peretti, ma bensì nel secondo tempo avremo un piacere immenso di andare a conoscere un grande artista che ha fatto grandi canzoni, ha fatto grande un periodo musicale d'83, 84, 85, Festival di Sanremo, poi è tornato nel 2018 con Ora o Mai Più, trasmissione di Rai 1, adesso ha fatto un video straordinario che quando io l'ho visto sui social l'ho contattato e ho detto devi raccontarmi qualcosa in casa Peretti, ma tutto questo arriverà nel secondo tempo. Adesso proviamo ancora ad andare a cantare per voi, però fatemi una promessa, scrivete al 348 80 40 254, lo dico sovente, ogni messaggio è una standing ovation. Vai Luciano con Come il sole all'improvviso, ma ciao innanzitutto. Ciao perché Enrico. sono ciao. partito chiacchierando solo io, ma di anche qualcosa tu, parla, poi ci mancherebbe sì. perché poi se no dicono Peretti passa lui. No? Oltre a salutare tutti, sono felice veramente che c'è Marco Armani, perché a me piace tantissimo, mi è sempre piaciuto Marco Armani. Non ho detto il nome perché volevo creare un po' di suspense. Bianchini. Me Amis Bianchini, e anche vostra Amis Bianchini. Vai, Come il sole all'improvviso, grande richiesta, vai. Tu non mi dici niente. Nel mondo io camminerò tanto che poi i piedi mi faranno male. Io camminerò un'altra volta e a tutti io domanderò finché risposte non ce ne saranno più. Io domanderò un'altra volta. Amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male che come il sole all'improvviso scoppierà. Nel mondo io lavorerò tanto che poi le mani mi faranno male. Io lavorerò un'altra volta. Amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male tanto che come il sole all'improvviso scoppierà. Luciano Bianchini, la sua chitarra. Nel mondo tutti io guarderò tanto che poi gli occhi mi faranno male. Ancora guarderò un'altra volta e amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male che
del mondo io non amerò, tanto che poi il cuore non mi farà male. Allora Luciano, scusami, io devo interrompere, siamo in diretta e può succedere di tutto e non riesco a capire. Io nelle cuffie sento molto bene, il segnale che stiamo dando è molto buono, però mi hanno scritto in 10 persone mentre tu cantavi uè raga, da casa fa schifo. E quindi guarda Luciano, facciamo così, visto che fa schifo e non cantiamo perché è inutile andare a rovinare, no. sai, nel live a volte può succedere anche questo, noi ci sediamo un attimino qua, ma con calma, e facciamo un po' di salotto, perché Casa Piretti è anche questo. Raccontiamo un po' di questi 2 anni e mezzo. Dai, posa la chitarra, la chitarra un attimo, poi speriamo che sì, ok, vediamo cosa succede. Nel frattempo la regia cercherà di mandare un buon segnale, anche perché è inutile che cantiamo che si sente tutto molto male. Facciamo 2 prove non lo so regia, non è un problema, non è colpa della nostra regia, non è colpa dei nostri tecnici, è un problema tecnico. Luciano, ti do anche un microfono. 2 anni di Casa Piretti. Ti ricordi le prime puntate quando viaggiavamo sull'onda di Skype, quando era tutto così improvvisato, così difficile? Tu c'eri già ai tempi. Subito. L'avresti mai detto che a distanza di 2 anni e mezzo siamo ancora qui, siamo ancora sul canale 13, che prima era 12, adesso è diventato il 13, ma a cantare per tanti di loro? Guarda, mi sarebbe piaciuto in passato pensare a questo, adesso che sono qui sono veramente felice di esserci, di condividere con te quando riesco a essere qui, quando mi inviti a partecipare. Certo, però insomma, se facciamo un po' un salto indietro negli anni, di strada ne abbiamo fatta tanta, Sì, vero. Perché non solo qua dentro abbiamo portato Casa Piretti nelle piazze, abbiamo portato Casa Piretti nei teatri. Come ti vedi tu fra altri 2 o 3 anni? Secondo te questo progetto chiamato Casa Piretti dove può arrivare? Cosa può succedere? Allora, io ti dico cosa succede a me. A me quando vado in giro, ma te ti vedo, mi fanno il segno della TV, con la mano mi fanno il 7, perché a volte sono al telefono, a volte sono alla cassa Ti fanno e mi fanno il segno e io gli sorrido, faccio sì, e poi qualche volta riesco anche a fare una foto insieme, a volte non riesco perché vanno via perché io sono alla cassa, va a sapere, però vedo comunque un futuro comunque sempre con Casa Piretti. C'è un fatto simpaticissimo successo sabato. Ero in un ristorante, arriva un signore, mi guarda, io stavo mangiando, non è che viene vicino e mi dice qualsiasi cosa, mi guarda e fa: tu che canale sei già? Fantastico. Ma come tu che canale sei già? Il 13. Allora vediamo un po', andiamo avanti con riproviamo regia, vediamo se l'audio è migliorato con questo brano qui. Fai pure così, diciamo. Fai il cantante. Notte di mezz'estate, feste improvvisate, diavoli alle chitarre, ma angeli sotto le stelle. Sogno di mezz'estate, beati o voi che entrate nel girone degli innamoramenti, miracoli o tradimenti, forse l'estate o forse pazzia, ma so che stanotte ti porterò via, perché c'è nell'aria e c'è stasera, c'è qualcosa che non sai cos'è, ma sai che c'è nell'aria, c'è stasera, c'è qualcosa di speciale in questo cielo blu, dipinto di blu. Notte di mezz'estate, scoppie scomunicate, diavoli sulla cresta dell'onda, angeli dell'altra sponda,
Forse l'estate o forse pazzia, ma so che stanotte diventerai mia, perché c'è tutti nell'aria, c'è stasera, c'è qualcosa che non sai cos'è, ma sai che c'è nell'aria e c'è stasera, c'è qualcosa di speciale in questo cielo. Batti le mani, tira fuori la lingua, sbatti i piedi per terra. Dopo, ora, batti le mani, tira fuori la lingua, sbatti i piedi per terra. Ancora una volta insieme a casa, dai. Batti le mani, tira fuori la lingua, sbatti i piedi per terra. Tutti nell'aria, c'è stasera, c'è qualcosa che non sai cos'è, ma sai che c'è nell'aria e c'è stasera, c'è qualcosa di speciale in questo cielo blu, dipinto di blu. Bene, speriamo che siano i nostri tecnici, super bravissimi, sono riusciti a ripristinare un audio ottimo come tutte le sere. Oh ragazzi, sono convinto. siamo dal vivo, basta un qualcosina e poi vai a sapere. Vediamo un po' cosa mi scrive la regia. Questo non lo posso dire. Sì, questo posso dirlo. Stasera non ti sopporto, Sallo, perché mi scrive Sallo. E sappilo. Va bene ragazzi, sì, non era solo un problema di audio, però un problema di, non lo so. Comunque sia, noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi un grande ospite Non che dico chi è, era non una dico sorpresa, chi è. ma adesso Bianchini mi ha svelato così, me l'ha spoilerato, perché adesso si dice così, spoilerato, e poi mi ha detto a mia compagna Eleonora, mi fa: senti, quando stasera fai la trasmissione non ti avvicinare tanto a Bianchini. Cioè, perché? Perché oggi hai mangiato a pranzo tanta cipolla, poveretto. Quindi spoiler, quando dico spoiler Bianchini va così: Maronna, A me piacciono i Carmine, capelli biondi, Maronna santissima, che roba. Scusa Bianchini, che me la cipolla piace. Dite a casa se non vi piace anche voi la cipolla. A me la cipolla piace tantissimo. Pubblicità e poi un grande ospite qui in casa Peiretti. Chi è? Tacci tua. Eccoci qui, prontissimi per questa seconda parte dal vivo di Casa Peiretti, dal vivo, se è capito. Sì, che si è capito. Comunque sempre dal vivo. Pensa Luciano che un po' di tempo fa mi arriva una mail. Guarda, io canto, mi piace molto cantare, mi piacerebbe venire come protagonista, c'era proprio scritto, come protagonista in Casa Peiretti. Ho detto, vabbè, già lì, protagonista, parliamone. Senti, ma come funziona? Devo portarmi le mie basi, posso suonare? Faccio, puoi fare tutto ciò che vuoi. Vabbè, ma allora mi manda dei provini. Faccio, ma i provini, bravo, cioè veramente una gran bella voce, gran bel tutto. Faccio, sì, ma sappi una cosa, che qua è tutto live. Smettila. Mi fa, no, ma non scherziamo, io queste cose non le faccio anche nelle altre televisioni. Vado con la mia chiavettina e c'è già tutto registrato. I Casa Peiretti no, i Casa Peiretti non si può. Casa Peiretti è questa, è dal vero. Piuttosto si sbaglia. Non vi piuttosto sento si ride, però. piuttosto Non si vi scherza, sento. come abbiamo fatto prima. Abbiamo improvvisato una chiacchierata io e Bianchini. Se ci fosse stato un caffè bevevamo anche il caffè. Certo. Però è tutto così, è tutto live. Signore e signori, ve l'ho promesso, mi sembra che ce l'ho in onda perché sento il ritorno, signore, un grande della musica, e ho l'immenso piacere di sento averlo più qui loro, ospite nella mia trasmissione. Marco Armani, ci sei? Li ho sentiti per un attimo, adesso non li sento più. Marco, ci siamo? Ecco. Vediamo un po'. Ti sento a tratti, Ci ti siamo, sento a vediamo se tratti. riusciamo anche a vederti negli schermi di tutta Italia. Non ti Marco sento. Armani. Non mi sente. Vedo che muovi le mani, Eccolo qua. però non ti sento. Ciao Marco. Ciao. Ok, Facciamo non mi come i sento, soldi, diamo solo dai, tempo leggo alla il regia. labiale. È difficile così. Diamo tempo alla regia di No, non vi sento ragazzi, siete darti il mio completamente... audio. Adesso sì, ecco. Ok, ciao Marco, buonasera e benvenuto.
Buonasera a voi tutti. Iniziamo questa intervista. Innanzitutto grazie del tuo tempo nella mia trasmissione. Grazie a voi. Inizio questa intervista con 3 date. 1983, 1984, 1985. Sei andato via con la voce da capo. Per te questi anni. Non ti sento più. Regia, può sentirmi? Regia, No, io ho ancora no. difficoltà questa sera. Adesso mi senti, Marco? No. Marco, prova, mi senti? Marco, regia. Non vi sento, ragazzi. Vita. Ecco. Houston, abbiamo un problema. Adesso sì. Mi senti adesso? Sì. Ok. Come dicevo prima, ti do 3 date: 1983, 84, 85. Cosa sono questi 3 anni per te? Beh, sono degli anni importanti perché è stato il mio primo festival di Sanremo nell'83. Cantavo È la vita, una canzone scritta da me e mio fratello Paolo, e da Nuova Proposta naturalmente al Festival di Sanremo. Pensate che quello era l'anno in cui partecipava Vasco Rossi con Vita Spericolata. Io cantavo È la vita, lui Vita Spericolata. E fu un anno bellissimo, la mia prima partecipazione al festival era un gioco per me, e poi l'anno dopo ci fu la conferma, sempre da Nuova Proposta, con una canzone scritta da Ron e Luca Carboni, Solo con l'anima mia. Solo con l'anima mia arrivo seconda nelle Nuove Proposte, dove appunto il primo premio fu vinto da Eros Ramazzotti con Terra Promessa. E poi nell'85 ci fu la terza mia partecipazione al festival, questa volta da, tra virgolette, big, perché ero stato promosso a big, e con una canzone sempre mia e mio fratello Paolo dal titolo Tu dimmi un cuore ce l'hai. Che questa canzone ti ha portato fortuna comunque. Ma diciamo che è una canzone che è un po' più rimasta nella memoria della gente, anche perché quegli anni furono piuttosto fortunati per me. Feci anche un Sanremo dopo, nell'86 con Uno sull'altro, e ancora un ultimo festival di Sanremo nel 94 con una canzone scritta insieme a Carboni dal titolo Esser libri. E tu dimmi un cuore ce l'hai? Sì. Manca? Come dici? Cosa ti manca di quegli anni? Ma mi manca Sanremo, poco. nella vita di adesso. Ma erano anni più spensierati sicuramente, non c'erano guerre, non c'erano pandemie, c'era una gran voglia di vivere, c'era una voglia di divertirsi, soprattutto c'era voglia da parte della musica di essere protagonisti con la musica appunto italiana, perché c'erano le prime radio private, ma non si scriveva per la radio, si scrivevano le canzoni per il pubblico, quindi si era meno condizionati. E poi diciamo che ho avuto la fortuna di vivere la musica in quegli anni in cui sono nate magari tra le più belle pagine della musica italiana, tra le più belle canzoni della musica italiana. Quindi sono felice di aver vissuto quegli anni che sono ancora memorabili e che hanno portato grandi cantanti, grandi cantautori alla ribalta, tra cui appunto Vasco Rossi, tra cui Zucchero, tra cui Ramazzotti e tanti altri che poi sono rimasti nel tempo, e spero di farne parte anch'io in qualche modo. Se la regia è pronta e se per te va bene, io farei proprio un salto in quel 1985, in quella tua esibizione. Tu dimmi un cuore ce l'hai. Andiamo a rivederlo insieme? Prego. Vai regia.
con le spalle che si toccano, col naso rosso che ti gocciola. Siamo finiti qui a confidarci con le nuvole. È distante la città, c'è chi balla e c'è chi va, e c'è chi ha bevuto e chi un cuore non ha, e chi sta dormendo e chi l'amore fa. Tu dimmi un cuore ce l'hai, tu che non ti fermi mai, senza parlare di noi, tu che mi fai volare. Ma dimmi un cuore ce l'hai, un cuore vero per noi, che spinga più forte e che non ci fermi mai. Mai, tu che mi fai volare, ma sì che un cuore ce l'hai. Quali sono le tue emozioni a rivederti? Beh, tanta tenerezza, Enrico, tanta tenerezza, perché avevo poco più di 20 anni, quindi avevo tanta vita davanti, tanti sogni, tante speranze, e ero uno sbarbato, avevo tanti capelli, e quindi è normale che c'è una visione di te stesso molto tenera. Magari poter ritornare indietro non si può. Prima hai detto una cosa molto importante, no? Che ai tempi si scrivevano le canzoni mirate proprio a ciò che volevi esprimere, e adesso si scrivono più canzoni Ma per adesso, radio. Enrico, è cambiato tutto, perché con l'avvento di internet, della nuova tecnologia, ci è venuta incontro per tante cose, però allo stesso tempo ha creato molta inflazione, ha creato molto caos nel panorama musicale. C'è la possibilità per tanti giovani di venire fuori sia attraverso i talent, sia attraverso appunto YouTube, sia attraverso le visualizzazioni, perché prima purtroppo non essendoci tutto questo, si scriveva appunto la canzone per farne un disco, per farne un vinile e per poi venderla al pubblico, farla fluire in quel modo attraverso le radio e la televisione. Però i canali erano pochi, perché c'erano i 3 canali Rai, poi sono arrivati i canali Mediaset, quindi alla fine non c'erano tanti mezzi di comunicazione come oggi. Oggi i social hanno accorciato la distanza tra il pubblico e il cantante, l'artista. Diciamo, sotto certi aspetti è stato un bene, sotto altri purtroppo no, proprio perché ha creato questa sorta di caos generale. Ormai tutti fanno musica, tutti fanno canzoni, tutti si esprimono. Tra i più bravi ci sono dei talenti pazzeschi di ragazzi, lo vedo attraverso anche i social, TikTok, ragazzi che si improvvisano e hanno delle voci pazzesche, sono bravissimi, però non hanno probabilmente quella personalità, quel carattere, quella marcia in più che serve per essere riconosciuti, serve per essere in qualche modo diversi da quello che già Non potrebbe anche essere un discorso di gavetta? Sì, oggi la gavetta, intesa come quella che facevamo noi attraverso le piazze, attraverso le cantine, adesso la si fa meno, magari c'è la possibilità subito appunto di fare un video tramite YouTube e pubblicarlo, senza un confronto vero e proprio. Certo. Poi ci sono anche gli artisti giovanissimi da strada che si sono inventati appunto questo tipo di promozione, volendo,
che è un'altra bella cosa, però diciamo che non sono prevalentemente questi, purtroppo. Anche perché se ti parlo di gavetta, adesso ti dico un nome che potrebbe sembrare una grande canzone dei Pooh, ma per te è altro. Ti dico Parsifal. Sì, sì. Quindi Certo, quella è la tua di gavetta. Parsifal era una canzone dei Pooh degli anni 70, era un album appunto chiamato Parsifal e all'interno c'era questa canzone. Fummo talmente rapiti da questa canzone perché era innovativa per quell'epoca, era una canzone che durava quasi 10 minuti, una sorta di concept album, perché i Pooh erano innovativi anche in questo, amavano sperimentare, sono stati appunto tra i primi a fare tanti grandissimi esperimenti. E noi, ispirati da questo grande gruppo e da questa canzone, così, mettendoci insieme questi 4 ragazzini di 16-17 anni di Bari, mettemmo questo nome al gruppo, i Parsifal, ed eravamo i condottieri di pace e d'amore, come il famoso Sacro Graal del Richard Wagner. E tant'è che i Pooh nella tua carriera sono stati, io ho dei problemi di ritorno, sempre presenti. Red Canzian, Sì. 2018. Sì, beh, certo, questa amicizia, noi eravamo fan dei Pooh, andavamo a chiedere gli autografi quando venivano a suonare a Bari, ci presentavamo all'Hotel Jolly per chiedere gli autografi anche lì, ci appostavamo, eravamo sempre pronti a farci vedere, tant'è che loro poi cominciarono a conoscerci perché vedevano ogni talvolta che venivano qui a Bari, noi eravamo i primi ad andare a salutare. Quindi poi quando sono diventato collega di Red Canziano, c'è stata questa voglia di collaborare e quindi per me è stato toccare il cielo con un dito, perché diventare collega dopo tanti anni, nemmeno tanti, dopo 5-6 anni alla fine, insomma 22-23 anni, diventare collega, per me è stata un'esperienza pazzesca. E quando lui mi propose appunto di produrmi un album, per me veramente fu un'esperienza unica, perché Red mi è stato vicino sia come amico che come Pigmaglione, che come produttore. Facciamo un salto a ciò che è successo qualche mese fa, anzi qualche settimana fa. Io ero su Facebook, giravo su Facebook, vedo Pierre, una versione di Marco Armani. Digito play e tra video, voce, musica mi sono come dirti, Luciano, mi sono bloccato, innamorato subito della tua versione di Pierre. Adesso manderemo in onda il video. Enrico, mi fai felice, sai perché? Perché io amo fare molto spesso le rivisitazioni. Durante la pandemia mi sono divertito molto a riesumare appunto delle canzoni del passato bellissime, però sempre rendendole mie, rendendole personali. Ecco il discorso che ti facevo prima della personalizzazione, no? Di avere una tua impronta, un tuo carattere, una tua cifra stilistica che negli anni, grazie a Dio, mi sono procurato con un mio modo di cantare e con un mio modo di comporre. Ed ecco, dei Pooh non avevo fatto rivisitazioni, ho avuto la possibilità, ad ora mai più, questa trasmissione di cui stavi accennando prima, di rivedere Red come produttore, e abbiamo fatto questa ulteriore avventura insieme. Ma dopo tanto tempo ho così voluto fare un omaggio a loro, ai Pooh, con questa canzone particolare, però rendendola molto, molto personale, sicché prima di pubblicarla gliel'ho mandata a Red, l'ho fatta sentire in anteprima e ho avuto
il benestare da parte di Ray, mi ha detto guarda, è una rivisitazione molto particolare, molto intensa, totalmente diversa da quella dei Pooh, quindi grazie, è una cosa che secondo me potresti pubblicare tranquillamente perché non faresti il verso a nessuno. E così è stato e così l'ho pubblicato. Una canzone che parla di omosessualità. Ti faccio ancora una domanda. Sì. Come mai è ancora considerato da certe menti un problema? Come la vedi tu? Ma io credo che si siano fatti grandissimi passi avanti rispetto agli anni 70 e agli anni 80, cioè non c'è proprio paragone. Adesso forse, secondo me, c'è una troppa ostentazione di omosessualità. Ecco, io sono un po' contro l'ostentare, questo a tutti i costi di farlo vedere. Ormai abbiamo capito che l'essere gay è soltanto una scelta sessuale, non è una malattia, non è una cosa che si affermava anni fa contro natura, è soltanto un orientamento sessuale, probabilmente venuto fuori da una serie di circostanze, ma oggi come non mai c'è una tranquillità nell'ammetterlo, e all'epoca di Pierre, della canzone di Pierre, era un sacrilegio, era una vergogna quasi essere gay. E quindi ecco la storia, un segreto, ecco la storia incredibile dei Pooh, che 30 anni fa, quasi 40 anni fa, avevano affrontato questo tema dell'omosessualità con molta delicatezza e molta poesia. Quindi io credo che alcuni pregiudizi ci saranno sempre, perché ci saranno sempre gli ignoranti, ci saranno sempre quelli che non ammettono questo tipo di orientamento sessuale. Però lasciatemi dire che rispetto a 30-40 anni fa, oggi diciamo che è un tema quasi normale, direi proprio normale, poterne parlare tranquillamente e poter essere gay, insomma. Io ringrazio Marco Armani per il suo tempo. Grazie a voi. Questa Grazie intervista a voi che doveva durare 10 minuti. E poi è stata bellissima e quindi non potevo, è stato straordinario. Quindi noi adesso andiamo a vederci la tua versione di Pierre. Grazie di cuore. Non vi sento Marco, più, grazie. vi saluto e vi auguro cose belle. Ciao. Grazie Marco, grazie. E noi andiamo a ascoltare e vedere Pierre. Ai tempi della scuola con noi, sottile, pallido e un po' perso, tu già da noi così diverso, triste. Penso a te, ricordo si rideva tra noi di quel tuo sguardo di bambina, di quella tua dolcezza strana, triste. Pier, ti ho rivisto questa sera e tu abbassi gli occhi, ti nascondi e poi te ne fai. Scusami se ti ho riconosciuto, però sotto il trucco gli occhi
sono i tuoi. Non ti arrendi a un corpo che non vuoi. Senti, Pier, sono grande, l'ho capito, sai. Io ti rispetto, resta quel che sei. Tu che puoi, tu che puoi, tu che puoi, tu che puoi, tu che puoi. Hai capito che capisci perché quando la prima volta che l'ho visto ho detto no, aspetta un attimo, fermi tutti perché Bellissima. non ha scimmiottato, No. È stato su una sua linea musicale. Guarda, ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuta al 348 80 40 254, noi gireremo tutti gli SMS a Marco Armani. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi andremo a fare un salto Bibbiana, tutti i vostri messaggi, se c'è tempo si canta ancora, altrimenti ci si è divertito lo stesso. Bianchini, certo. oh, bischero, pubblicità. Invece, sai, mio caro Bianchini, dove sono stato domenica a trovare i nostri amici di Bibbiana perché hanno fatto la sagra del kiwi. Ti piace il kiwi? Di sì, perché altrimenti... Buonissimo. Ah, A beh. me piace davvero. Ti piace? Già. Ma lo mangi anche? No, figurati se non lo mangio. È buonissimo. Andiamo a vedere questi 3 minuti dedicati ai nostri amici di Bibbiana. Vai, Fabrizio Regia. Presidente della Proto di Bibbiana, ormai sei di casa in casa Peiretti. Casa Peiretti. Domenica tipica aumenta autunnale, infatti, e però una gran bella fiera. Sì, ci sono parecchi banghi, siamo soddisfatti per la partecipazione dei banghi, purtroppo il tempo non ci accompagna, ma siamo sfigati così, anche il mercatino delle Pucci è fatto così, e poi abbiamo rimandato. Come mai? Non so, è Bibbiana che è sotto una nuvola di Pensare che tutto il vostro impegno dovrebbe Facciamo esserci il tutto quello sole che possiamo. anche di notte. Non abbiamo i comandi per... Allora, io direi facciamo un bel giro. Con noi, Sì, con noi andiamo va avanti, bene, ricordiamo ok, con ok. noi. Andiamo. Ciao. Oh, hai stare anche in basine però. No, niente. Signora, non scappi, signora, non scappi, non scappi.
Si scherza. Grazie Piero, grazie. Ti vogliamo bene, a tutta la Proloco di Viviana che ci invita sempre con le telecamere ed è bellissimo. Grazie di cuore. E dobbiamo dare un appuntamento importante questo di sabato, Sabato avete già preso il biglietto, prenotato il biglietto? Come, dove? Ma perché? Ma certo, per ascoltare 2 ore e mezza di canzoni dei Beatles, ma non solo, verrà raccontata quasi tutta la loro storia con i Triples, Beatles Band, presenta Enrico Peretti, lo conosci? No. È un brofier. È proprio un brofier. Ma i Beatles non erano 4, un viaggio attraverso la grande storia della più bella band, della più, non lo so come spiegarlo, la band che ha cambiato la musica nel mondo. Ci troviamo al Teatro Salotto Magico di Moncaglieri alle ore 21:30, 10 euro, ragazzi, ve lo dico, ve l'ho detto in settimana, ben spesi, passiamo un sabato sera in compagnia, voi vi siete lì, io presento, c'è gente che canta, c'è gente che suona, e cosa volete di più? Ma poi 10 euro, cosa compri infatti, adesso? Un po' di kiwi? Ma compri al mercato a mezzo chilo un po' di funghi. kiwi. Andiamo a leggere un po' dei vostri messaggi, vai Fabrizio Regia. I kiwi? Quanto vengono al chilo i kiwi? Al chilo i kiwi. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, ciao Luciano Bianchini, sono di ritorno verso il Piemonte da Brindisi città, buon weekend. Antonio Primiceri, Valta Torino. Ma io ci sono stato a Brindisi. Sì? Sì. Ciao Antonio, grazie. Ciao. Oh mente, non vagare nel mondo della normalità. Ora c'è Casa Peretti. Bravo Massimo! Massimo anche poeta adesso. Ciao, Salutiamo Massimo. tutta Brescia. Grazie Massimo. Oh mente, non vagare. Quando sei felice ti godi la musica, quando sei triste capisci il testo. Buona puntata, anche ospite, sia triste che felice, la musica aiuta. Ciro, non sono d'accordo su questa frase però. Non vuol dire che quando sei triste capisci il testo, perché il testo crea emozioni e le emozioni possono anche essere belle, da gioia. Ciao ragazzi, sono un nuovo telespettatore, siete bravissimi. Gabriele, benvenuto! Grazie, Gabriele. Benvenuto in famiglia, nella famiglia più pazza che c'è in TV a quest'ora. Buonasera, buon lavoro da Milena, del Cortile. Ciao Milena! Ciao, Milena. Del Cortile. Luciano insuperabile con zucchero. Giulia. Grazie. Ciao Enrico, quando mi fai la canzone Tutto a posto in Noma dedicata ad Aldo Di Chieri? Spero presto, la prossima settimana vedrò in qualche maniera di ritagliarmi questi 2 o 3 ore per impararla. Ciao Anna, grazie, salutiamo tutta Chieri. 2 amici al bar, ma coinvolgenti, bravissimi. E Vassi riparte. Anna, brava Anna, ciao. Grazie. Saluti a tutti, uno speciale per il mio maestro Big Luciano, Max Vasco. Ciao Max, ti aspettiamo. Senti questo odore nell'aria di cipolla? Sì. Non è mica soffritto dell'Eleonora. Ma vedrai domani la bagna cauda. No, A Sanremo vi vogliamo vedere. Enrico, l'Italia ha bisogno di buona musica e bravi musicisti. Ecco il destino di Casa Peretti. Buona serata, Max 76. Grazie Max, Grande grazie Max. di cuore, che caro. A noi piacerebbe, Ciao amici di Casa Peretti, vi seguo tutte le sere, mi piacerebbe sentire la canzone Amico mio dai pantaloni bianchi di Little Tony. Un caro saluto da Luca Di Chieri. La sai Luciano? La studio? La studi per domani sera, Per domani? Sì, domani mattina ti svegli all'alba e guardi la replica di Casa Peretti alle 4:15 e poi ti impari questa canzone. Ciao Enrico, è solo una settimana che ho iniziato a seguire la trasmissione e non riesco più a farne a meno. Potresti fare gli auguri alla mia mamma Carmela. Auguri Carmela, che oggi compie gli anni. Dedicarle Grazie perché di Gianni Morandi. La facciamo domani sera, grazie perché. Dedica alla mamma Carmela. Tanti auguri. Ciao Claudia, salutiamo tutta Asti. E salutiamo anche Gianni Morandi che ci ascolta tutte le sere. Ciao Enrico e Luciano, anche se non si sente benissimo siamo comunque tutti presenti. Un bacione a tutti, regia compresa dalla Family Fava. Gran lavoro questa sera la regia che in un batter d'occhio è riuscita a risolvere i problemi. Da Marmigatto, Peretti, Company e Blasone dedichereste Verona Beat dei Super Gatti di Vicoli Miracoli a tutti i veneti e non, capito? Da Marmita, Telemarmitone, miau! Questa la studi tu, Enrico. Sì. Buonasera Casa Peretti, che inizio con Celentano. Wow, mi fareste sentire Siamo soli di Vasco per la mia Luisa, che l'amo tanto. Forza Genoa, ciao Max, domani sera siamo soli? Ciao, la studiamo. Dai, vabbè. Famiglia Peretti, la trasmissione più bella del mondo. Ah, grazie Maurizietto. Grazie. Saluto al sindaco. Ecco. Sempre, va sempre salutato. Sì. Un abbraccio anche a Marco Armani, ciao. Ciao, grazie.
Enrico sei bravo, Luciano con la chitarra sei formidabile. Grazie. Marco Armani, musicista con la M maiuscola, solo con l'anima mia. È una canzone che ha aperto nuove strade musicali ed armonie e da lì in poi grandi composizioni. Tu dimmi un cuore ce l'hai e tante altre, lo dice Lucio. Bravo Lucio, bravo, hai ragione, hai ragione. È stato un onore averlo ospite in casa Peretti. Bellissima la versione di Armani. L'hanno viste? Giulia, ciao Giulia, grazie. davvero. Straordinaria. È stata una bella serata, lo dice la nostra Elena. E sono contento che ad Elena sia piaciuta. Brava Elena. Tantissimi auguri di buon compleanno a Cinzia da Gabriele, mamma e papà e anche da tutta casa Peretti. Auguri Cinzia! Auguri, tanti auguri. Con Casa Peretti si viaggia per il mondo ogni sera, con la mente si parla con il cuore, si ascolta con l'anima. Tutte le vostre canzoni sono bellissime. Baci Dani, al. Molto bella l'intervista ad Armani e il video. Al dove da Al? Andrea sarà. Non è Albenga? No, non credo proprio. Grande versione di Pier Marco Armani, sei un grande, anche senza capelli, lo dice Amedeo. D'altra parte, insomma, si possono dare la mano. Grande Armani, è d'accordissimo con lui la nostra Enrica. Ragazzi, tutti i messaggi che non siamo riusciti a mandare in onda questa sera andranno domani. Purtroppo il tempo è quello che è. Fantastico Marco Armani, bravo Enrico, Laura e Angelo da Mondovì. Ciao Mondovì, ciao Laura, ciao Angelo. Tantissimi complimenti a Enrico Luciano per aver portato avanti la serata nonostante i problemi tecnici. Marco Armani, un grande artista. Cocci e Nella. Ciao Coccinella. Cocci e Nella. Ciao Casa Peretti, è sempre un piacere ascoltarvi questa sera più di sempre. Complimenti per averci fatto riascoltare Pier. Bellissima canzone, bravi tutti. Complimenti a Marco Armani, bravo Enrico. E per il maestro Luciano, applausi, applausi, applausi. Un saluto da Franca e Augusto. Ciao Franca, grazie. ciao Augusto. Vi salutiamo, l'appuntamento domani. Grazie Fabrizio, grazie Luciano. Domani è stesso posto, stessa ora, stesso canale, sempre Casa Peretti. Ciao a tutti, grazie. Ciao ciao.